Ecco, oggi siamo qui ospiti dell'azienda speciale per il porto di Chioggia per parlare un po' e fare il punto della situazione sugli stati generali della pesca del Veneto. Stati generali che hanno iniziato il loro percorso ormai un anno fa, hanno coinvolto tutte le associazioni di pesca sportiva del Veneto, gran parte, molte associazioni di pescatori professionali, categorie di rappresentanza. Lo scopo di questa giornata è quello di evidenziare quali sono le problematiche e soprattutto evidenziare quali saranno le soluzioni dei problemi emersi. L'esigenza di fare questi stati generali della pesca veneta? Ma è un'esigenza dettata dalla situazione economica, primo. Secondo, dalla nuova programmazione 2014-2020, che è una programmazione che dà degli indirizzi molto precisi sullo sviluppo del settore. E poi perché sono convinto che la visione strategica deve essere costruita non solamente attraverso la visione della regione, ma anche attraverso gli operatori e anche il mondo accademico, ed è per questo che siamo qui. Lei ha diviso la giornata in due parti, alla mattina la pesca sportiva e al pomeriggio la pesca professionale. La differenza e i risultati? La differenza sono la professionale ovviamente ha delle problematiche molto precise che sono legate moltissimo alla qualità del prodotto e al mercato. La pesca sportiva invece ha una componente anche minimamente economica, perché ha un valore anche economico, però di tutela ambientale, tutela delle acque e la possibilità di queste persone che vanno magari in forma appunto sportiva, dilettantistica a pescare, abbiano tutte le condizioni migliori per poter fare questo tipo di attività. Quanto è importante la pesca sportiva nel Veneto? Importante perché al di là degli 80.000 pescatori c'è un movimento che è un movimento turistico, un movimento di sostegno a un'attività produttiva, al commercio, e quindi, come può pensare, la rilevanza è notevole. Ecco, in particolare sulla pesca professionale, che vive un profondo momento di crisi su base nazionale ma anche veneta. La pesca professionale ha dei problemi specifici che sono legati anche alle norme comunitarie. È ovvio che noi dobbiamo intervenire non solamente guardando la parte normativa ma anche finanziaria, quindi siamo di fronte a un ragionamento in termini di investimenti infrastrutturali. Quindi nuove barche? Quindi nuove barche con le risorse che mettiamo a disposizione per fare degli investimenti, quindi penso al FEAMP, quindi al programma comunitario. Poi penso invece agli investimenti, 4 milioni di euro strutturali nella costa, e quindi i progetti sono quasi pronti e daremo l'avvio, e poi ovviamente tutto l'interesse che abbiamo per tutti gli impianti che vengono fatti calati dall'alto, nel nostro Alto Adriatico, che in qualche modo possono modificare anche il tessuto della pesca. Detto questo, io credo che comunque il sistema pesca abbia tutte le caratteristiche per poter far bene nei prossimi anni se riusciamo a essere compatti. Veneto Agricoltura ha organizzato questi stati generali e quindi ha un impegno diretto nella pesca. Sì, c'è un impegno diretto rispetto all'iniziativa che si sta celebrando qui a Chioggia, nel senso che Veneto Agricoltura ha messo a disposizione la propria competenza e le proprie strutture sul piano tecnico-scientifico e sul piano anche del supporto metodologico per la preparazione di questi stati generali. Non solo, ma soprattutto attraverso l'osservatorio e la sezione della ricerca economica ha fornito le basi informative per poter ragionare sulle prospettive e offrire quindi ai politici gli elementi di base per fare poi la programmazione e definire le politiche per la pesca. E soprattutto anche poi per il lavoro di trasferimento dell'innovazione, raccogliendo a tal fine anche i prodotti innovativi che vengono da altre agenzie di ricerca, tipo università e altre agenzie di ricerca che operano in altre regioni. La pesca è in crisi. Sì, la pesca, in particolare la pesca italiana, è in crisi, ma è una crisi in parte voluta, ma i numeri ci dicono che è una crisi profonda e anche consistente. Lei tenga conto che noi abbiamo perso negli ultimi 8-10 anni
più di 6.000 natanti, da 19.000 siamo scesi a 12.800 circa natanti da pesca, la produzione è scesa da 450.000 tonnellate a 250.000 tonnellate e quindi c'è la produzione della pesca, più dopo abbiamo un qualche cosa di acquacoltura, ma noi il pesce che consumiamo ce n'è il 55% che viene dall'estero, non è prodotto né in acquacoltura né in pesca in Italia. Consumiamo più di 1 milione di tonnellate di pesce, di cui la nostra produzione tra pesca e acquacoltura arriviamo a 450.000 tonnellate. È colpa dello sforzo di pesca, come si dice, oppure è colpa di una contingenza generale? Non è colpa dello sforzo di pesca, perché se fosse colpa dello sforzo di pesca, con una riduzione di oltre 1/3 della flotta più una riduzione del tempo di pesca, noi dovremmo stare con le risorse benissimo. Nella realtà le risorse reagiscono perché quello che conta è, diciamo, la comunità di organismi che si modifica. Noi con la pesca prendiamo dei predatori e delle prede. Evidentemente riducendo la pesca i predatori aumentano ed essendo aumentati i predatori reagiscono poi con tutte quelle che sono le prede, quindi aumenta la loro quota. Pensi semplicemente al discorso tonno pesce azzurro, aumentando i tonni che sono i predatori, perché noi ne abbiamo ridotto il prelievo, evidentemente aumenta la loro capacità di catturare e di mangiare pesce azzurro, alice e sardine, e se uno fa i calcoli vede che loro mangiano di alice e sardine più di tutta la pesca italiana. Ed ecco che allora a un certo momento uno dice: non è tanto la pesca italiana che mi va a influenzare la quantità di alice e sardine, ma sono tutto l'insieme dei predatori, e modificando la pesca anche per le altre specie noi abbiamo modificato questo equilibrio, e questo sta portando che lo stock, le risorse non sono migliorate nonostante che ne prendiamo 200.000 tonnellate di meno. E allora probabilmente sono molte le cose da fare, ma diciamone una. Dovrebbe essere di fare una gestione per tipo di pesca, ossia noi non dobbiamo fare una gestione per tutta la pesca tutto in un colpo uguale. Ogni sistema di pesca ha dei limiti o dei problemi. Il problema alle volte è la concessione di aree, la gestione di un territorio, la gestione di un attrezzo di pesca, l'impatto ambientale che può avere, la normativa che c'è, la protezione di alcune specie, però sono diverse da uno all'altro. Se noi riusciamo a separare e soprattutto poi anche a mettere i pescatori insieme a gestire, ossia i pescatori di pesce azzurro devono andare in un'organizzazione produttore di pesce azzurro, non è che li devono mettere insieme a quelli che producono le vongole filippine o un altro tipo di prodotto, e ognuno di questi deve gestire la sua pesca d'intesa evidentemente con le amministrazioni pubbliche e con la ricerca, che deve dare un sostegno a quello che può ottenere con questi risultati. La pesca veneta, come tutta la pesca nazionale, è in crisi. Ecco, possiamo un po' fare la sintesi di questo percorso? Sì, il settore sta attraversando indubbiamente un momento difficile. Abbiamo la flotta decisamente in calo, un calo preoccupante. Stiamo perdendo anche, secondo me, quote di mercato all'interno dei nostri principali mercati ittici, che oggi credo analizzeremo agli Stati Generali relativamente a normative e regolamenti dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea, tra virgolette, è un problema, però è un problema anche il prezzo del petrolio, è un problema il fatto che la nostra flotta è una flotta, diciamo, che dovrebbe essere rinnovata, ed è un problema generale di costi. Esatto, abbiamo una flotta assolutamente vecchia, quindi in diminuzione quella che c'è è vecchia. Non abbiamo un ricambio generazionale, quindi i figli non stanno prendendo il mare come magari si faceva una volta seguendo i padri, e fare investimenti adesso è un po' difficile, perché quali prospettive ti dà il futuro? Cioè spendere 100-150 mila euro in un'imbarcazione comincia a essere una cosa seria, e i finanziamenti spero che il FEAMP lo possa dare, e quindi niente, siamo in attesa.